Il tema è di grande attualità, soprattutto dopo le dichiarazioni di Roberto Saviano nel programma Vieni via con me, dove nel suo monologo accusa il nord di smaltire le sue immondizie al sud, dove sottolinea come il traffico illecito di rifiuti ormai sia più remunerativo del narcotraffico. Le cosche mafiose stanno infatti spostando le loro attività dal traffico internazionale di droga allo smaltimento o addirittura vendita illegale di rifiuti spesso tossici e altamente nocivi. Secondo i dati del rapporto 2010 di Legambiente sulle ecomafie, con oltre 20 miliardi di euro di fatturato, l'ecomafia si conferma come una holding solida e potente. È definitivamente mutata la geografia della criminalità ambientale che, oltre a essersi insediata stabilmente nelle regioni del nord, il cuore produttivo dell'Italia, ha assunto un carattere globale e ha esteso i suoi tentacoli all'Africa e al sud-est asiatico. Il Veneto scende al terzo posto nel ciclo illegale di rifiuti, ma la guardia rimane comunque alta. E i primi a contrastare questo fenomeno sono Legambiente in collaborazione con il Corpo Forestale dello Stato, protagonisti del convegno organizzato da Libera assieme ai ragazzi del clan Agesci Treviso 1. Allora facciamo un primo esempio, anche se è datato, è importante per capire un po' il problema dei rifiuti. Venezia, Mestre, Marghera. Grosse indagini fatte dal Corpo Forestale, anche dal Corpo Forestale in collaborazione con la Procura di Venezia a suo tempo, molto pubblicizzate, non hanno dato effetto, diciamo, con condanne eclatanti, però hanno permesso di individuare nel Veneto dei siti di discarica che noi chiamiamo abusivi, però non hanno nessuna autorizzazione, fatti negli anni 70, diciamo negli anni 60, che hanno creato un po' di quasi panico nell'opinione pubblica e politica del Veneto, perché sono numerose discariche, oltre 40, oltre a quelle in Marghera, di rifiuti che sono effettivamente tossici, sono presenti, sappiamo dove sono. Il problema è la messa in sicurezza di questi. Questo è un esempio di un grosso lavoro fatto per alcuni anni che ha portato a far emergere questa realtà non proprio edificante per il Veneto. Poi con i nostri nuclei di polizia, con il personale addetto che comanda di stazione, abbiamo fatto anche delle cose abbastanza importanti sui rifiuti, individuando delle ditte che poi sono anche state condannate, che prendevano un po' i rifiuti, diciamo quelli industriali, specialmente quelli dei rifiuti, e li trasformavano abusivamente, li riciclavano anche in strutture tipo l'alta velocità, qualche via eccetera, falsificando i documenti in modo pesante, creando disagio e danno all'ambiente, al cittadino, e creando delle introiti illeciti abbastanza consistenti. Quindi questo è un esempio. Ci sarebbero più esempi di questi rifiuti che partono dallo smaltimento delle autovetture al tentativo di piazzare dei rifiuti cambiando la nome in destinazioni anche lontane. Stiamo attenti che i rifiuti, cioè, quando partono da un posto, arrivano all'altro, vengono riciclati o fatto finta di riciclare e portati lontani, è difficile il controllo, il traffico, cioè lo spostamento, la distanza della discarica consente all'operatore malavitoso, perché parliamo di pura malavita, di riuscire a cambiargli il nome, diciamo, la categoria più precisamente, e piazzarli con guadagni che a volte sono molto alti. E da qui parte il problema dell'intrusione di persone malavitose in questo ciclo, perché i guadagni illeciti possono essere molto elevati. Libera, associazione fondata da Don Ciotti e da anni in prima linea contro tutte le mafie, da tempo ribadisce come il traffico di rifiuti sia diventato il nuovo business della malavita siciliana, campana, calabrese. Ci sono dei rifiuti che sappiamo ci sono stati e ci sono, che però non sappiamo dove siano finiti, e sono una montagna alta 3000 metri, no? E con una base di 3 ettari, e questo per indicarci quanto sia importante, perché il mercato dei rifiuti sta diventando un business.
E su questo evidentemente noi dobbiamo impegnarci tutti, no? Non solo nell'essere attenti al nostro territorio, ma anche per avere il coraggio della denuncia. Ecco, credo che su questo sia estremamente importante e dobbiamo avere la forza della denuncia, dobbiamo avere il coraggio di impegnarci tutti per evitare e per difendere il nostro ambiente. Protagonisti della serata i ragazzi del clan Agesci Treviso 1, reduci da una esperienza estiva a Scampia. Allora, noi abbiamo l'anno scorso ad Assisi, in ambito di un'attività sull'acqua, abbiamo incontrato Don Tonio Dell'Olio, che è di Libera, della Sicilia, si occupa delle zone, diciamo, più fenomeni di mafiosi più concreti, diciamo, e abbiamo organizzato con lui una veglia, che è una specie di spettacolo appunto sull'acqua, che era il tema che abbiamo affrontato in quell'occasione. Poi abbiamo continuato questa collaborazione appunto affrontando questi temi qua, e a luglio siamo stati a Scampia a fare servizio con dei bambini proprio di Scampia, che quindi vivono e crescono proprio a contatto con queste mafie, in particolare la camorra. In particolare noi stiamo organizzando, sempre in collaborazione con Libera, una veglia, sempre un'altra veglia, sempre con spettacolo per marzo 2010, il 5 marzo, e lo stesso abbiamo già contattato il procuratore della Repubblica di Treviso, che verrà a farci una relazione sempre sul tema delle ecomafie e comunque della mafia a livello locale del nostro territorio, e Salvatore Cantone, un imprenditore di Napoli, che ha vissuto in prima persona il fenomeno della richiesta del pizzo e della denuncia degli mafiosi che volevano estorcergli questo denaro, e che ha fondato poi a Pomigliano d'Arco, che è una piccola località vicino a Napoli, l'associazione Anti-Racket, che appunto dà sostegno e aiuta tutti gli imprenditori che si trovano in difficoltà con queste problematiche qua.